Grazie Presidente, spero di essere chiaro nella mia spiegazione. Alla fine del completamento del genoma umano, possiamo datarlo al 2003, a 50 anni dalla proposizione della struttura della doppia elica, in realtà la prima bozza del genoma umano era uscita intorno al 2001, un po' forzata dai politici che avevano finanziato questo progetto, e bisogna considerare che le conoscenze sul genoma umano sono dovute anche a lavori singoli che dal 1990 fino a adesso, in queste ore, si stanno accumulando nella letteratura. In realtà questo lavoro e la conoscenza del genoma umano si è accompagnata anche col sequenziamento continuo e parallelo di genomi completi di tantissimi organismi. In questa diapositiva mostra lo stato dei lavori a febbraio del 2014, vedete ben 2500 genomi di diversi eucarioti, sono stati sequenziati, 21.000 procarioti e circa 4.000 virus, ma il genoma umano ha affrontato una seconda generazione di progetti per cui adesso si stanno sequenziando 1000 genomi diversi di individui diversi per accumulare dati sulle variazioni. Ho messo qui i dati salienti che ci vengono appunto dall'interpretazione del genoma umano venuta fuori dal progetto nel 2003. Il nostro genoma è composto da circa 3 miliardi di lettere o basi. Il numero di geni che sono stati identificati qui dentro sono circa 26.000, ma la differenza è il numero di geni annotati, di cui si ha una notizia funzionale. Sono ancora meno, sono 18.000, che però hanno determinano nel loro codice molte più proteine, circa 30.000. Il gene però, l'informazione del gene che viene trasformata in proteina, ha una certa lunghezza di lettere e la lunghezza media è calcolata intorno alle 1500 basi. Dobbiamo considerare anche che l'analisi del genoma umano ha mostrato come i geni in realtà siano fortemente dispersi nel genoma. Questi sono i cromosomi, un allargamento di un cromosoma qualsiasi. Queste barrette indicano gruppi di geni che sono dispersi in regioni intergeniche, quindi non codificanti, molto grandi. Ma a loro volta, se voi ingrandite un gene, il messaggio funzionale di un gene è rotto in piccoli blocchetti, che si definiscono esoni, che sono quelli che vengono tradotti in informazione proteica, anche loro a loro volta dispersi in regioni intrageniche non codificanti più o meno grandi. Quindi se possiamo riassumere l'informazione dei geni, quella che serve a fare delle proteine, l'1,5% solamente del nostro genoma è composto da esoni che producono proteine. Il 24% sono le regioni che stanno fra i blocchi di esoni e il 74% sono le regioni intergeniche. Si è instaurata nella ricerca genomica e genetica un'idea di concentrarsi sull'informazione dei geni, quindi una visione genocentrica. E è sorta questa idea che tutto il resto del DNA, la somma delle regioni intrageniche e regioni intergeniche, era meglio non occuparsene e è stato definito come junk DNA. Tradotto in italiano DNA spazzatura, con un certo errore. Evidentemente junk non vuol dire spazzatura, che si traduce garbage, ma sono quell'insieme di oggetti che voi non sapete cosa farne, però potrebbero venire utili, li buttate nel garage o nel ripostiglio. Non avrei una traduzione italiana migliore di spazzatura, ma in veneziano potrei dire intrigo, il DNA intrigo. Gli intrighi sono quelli che mettiamo lì, ma non si sa mai, possono venire utili. La stessa situazione, grandi genomi e un certo numero di geni abbastanza basso, lo si ritrova in tantissimi organismi, in quasi tutti gli organismi. Man mano che noi cresciamo nella cosiddetta scala evolutiva, il genoma cresce, ma il numero di geni non si scosta molto da quello che abbiamo visto, caratteristico del genoma umano. I geni sono importanti però. Il flusso dell'informazione genetica che costruisce una cellula e quindi anche un tessuto e un organismo e ne determina la sua vita è qui rappresentato. Il DNA è una specie di tesoro di informazione che resta racchiuso nel nucleo e deve solamente replicarsi fedelmente quando la cellula si divide e l'organismo si riproduce. I geni vengono trascritti
in RNA un'altra molecola di acido nucleico ad elica singola, che viene definito RNA messaggero, porta l'informazione dai geni alle proteine attraverso un processo di traduzione che traduce l'informazione portata dal messaggero nelle proteine. Noi possiamo affrontare questo studio singolarmente, gene per gene, ma adesso gli approcci della genomica e le tecnologie che sono state sviluppate implicano che noi possiamo sequenziare un intero genoma, studiare il trascrittoma, tutti gli RNA messaggeri prodotti da una cellula e anche tutte le proteine, vedere come queste interagiscono nei lavori di metabolomica. In realtà segnali di complessità nello studio del genoma c'erano già prima dell'avvento di un nuovo studio, di un nuovo progetto sistematico. Per esempio le regioni intrageniche non sono poi tanto inutili perché questi blocchetti con cui è composto ogni singolo gene, i diversi esoni, possono essere montati da un processo di maturazione in modo differente e il messaggio cambia. Quindi un singolo gene, organizzato in questi 4 esoni, può dare origine a 3 diverse proteine, con informazione e funzione diversa. Sparsi per il genoma e quindi non vicino ai geni, anche molto lontani dai geni, ci sono delle sequenze di DNA molto piccole o grandi, definite come promotori o potenziatori. Sono un po' come degli interruttori, dei dimmer, che servono a accendere e modulare l'attività di un gene, la sua trascrizione in RNA messaggero. E poi queste sequenze ripetute che ormai stanno invadendo il genoma dei primati, che non servono quasi a nulla, ma possono anche recare molto danno, ma che stanno evolutivamente crescendo nel nostro genoma. Un anno e mezzo fa si è concluso e sono stati pubblicati i dati, una quantità di dati gigantesca che ancora si stanno metabolizzando e studiando di questo nuovo progetto sul genoma umano definito ENCODE. Il progetto ENCODE, acronimo per Encyclopedia of DNA Elements, ha lo scopo di catalogare tutti gli elementi funzionali codificati dal DNA genomico, quindi non geni solo, tutto ciò che ha un significato biochimico, che lega una proteina, che produce un RNA, anche se questo RNA non produce proteine, e così via. È stato un progetto molto grande, coordinato fra tantissimi laboratori, circa 80 centri di ricerca, in cui spicca purtroppo la mancanza di un singolo gruppo italiano. Potremo discuterne di questo. Questo progetto ha affrontato in modo sistematico tantissimi aspetti. Innanzitutto si è analizzato il trascrittoma, quindi analizzando e identificando tutto l'RNA prodotto da ben 150 tipi di cellule diverse dell'uomo. Si è usata una tecnica vecchia, una specie di forbice molecolare che ha accesso e taglia il DNA solo se questo DNA è un po' libero da proteine che lo impaccano. E quando il DNA è libero, in questo modo, significa che qualche proteina che lo trascrive gli si attacca, lo trova e lo trascrive. Quindi è un segnale di attività trascrizionale, dato da questa forbice della DNase 1. Si sono mappati in modo sistematico tutte le modificazioni delle proteine che si legano al DNA e anche tutte le proteine che si legano al DNA nelle diverse tipi cellulari, in zone specifiche per promuovere una trascrizione del DNA. Tutti questi dati sono stati poi confrontati con un altro grosso progetto che andava in parallelo, che mappava tutte le variazioni, anche minime, a livello di singola lettera, di singola base, associabili a qualche fenotipo misurabile, patologico o non, e sono stati incrociati. Ho riassunto qui i risultati dell'incrocio di questi dati, dell'analisi di questi dati, che voi potrete vedere in questi lavori, sono decine e decine di articoli. ENCODE ha stabilito in realtà che questo DNA junk, spazzatura, che in qualche modo lasciavamo in secondo piano, in realtà per il 75% viene trascritto in molecole di RNA, quindi è funzionale, non codificante, ma funzionale. Questo genoma è sensibile alle mutazioni, quindi non può cambiare, significato della necessità della sua funzione. E l'80% delle mutazioni che sono state trovate in questo progetto GWAS sono associate non a geni,
ma a queste regioni non codificanti. Segnali di attività del genoma esistono a migliaia, sparsi e non sui geni, in regioni non codificanti. Segnale quindi ancora che conforta la funzionalità di questo genoma. Quindi niente affatto DNA spazzatura, ma DNA non codificante ma funzionale. Vi do alcuni esempi di queste molecole di RNA che sono state analizzate, ci sono un sacco di lavori e sono state raggruppate anche in famiglie funzionali. La premessa è che l'RNA è una molecola a elica singola, è una molecola estremamente reattiva e quindi per definizione fa una funzione. Ha un sacco di legami liberi che può mettere a disposizione ad altre molecole di acido nucleico o addirittura con proteine. Questa è una classe di RNA non codificanti molto piccoli, veramente potenti e interessanti, si chiamano microRNA, microRNA, sono codificati dal DNA, vengono maturati e poi hanno due, azioni principali. Si attaccano in modo specifico a un RNA messaggero, quelli che derivano dai geni, perché lo riconoscono in base alla sequenza e questo può portare a una degradazione dell'RNA, un'eliminazione dell'RNA messaggero prima che questo venga tradotto in proteina. Oppure si può attaccare all'RNA messaggero mentre viene tradotto in proteina, modulando la sua espressione. Non dobbiamo pensare come un'azione di spegnimento-accensione, ma una vera e propria modulazione. Un'altra cosa interessante sono gli RNA antisenso, cioè ogni gene ha un senso di lettura. Il DNA a doppia elica, solo una delle due eliche ha un senso, contiene il codice per la proteina, ma moltissimi geni hanno delle letture in competizione che vanno al contrario, quindi sequenze di RNA che possono competere perché hanno la sequenza complementare con l'RNA messaggero del gene e modulare, bloccarlo e modularlo. Alcuni RNA non codificanti circolarizzano, formano dei cerchi e in questo modo diventano molto stabili. Una delle funzioni che hanno questi RNA circolari, di cui se ne trovano copie a migliaia nelle cellule umane, è quello di assorbire dei microRNA singoli o diversi e quindi fare una funzione di spugna, trattenerli e modulare la loro attività, non liberarli perché si attivino a modulare i geni. Sequestro di microRNA. Infine un'altra categoria di cui vi porto un esempio sono questi lunghi RNA non codificanti o link RNA. Si differenziano dai micro perché sono molto lunghi, dalle 200 lettere in su fino alle migliaia di lettere e sono appunto trascritti da regioni molto variabili del genoma. Qui ci sono un paio di funzioni che sono state determinate per questi long coding RNA. Per esempio, assumendo una struttura tridimensionale, legano proteine, formando dei complessi proteici, multiproteici, che possono avere una determinata funzione, aiutando il legame delle proteine che altrimenti non si riconoscerebbero. Oppure riconoscono invece regioni del DNA, trascinando delle proteine e in genere l'effetto di questo legame tra i link RNA e le proteine è il blocco della cromatina, il silenziamento del DNA che sta intorno. In realtà di alcune di queste categorie, di questi RNA non codificanti, se ne conosceva da tempo, c'erano dei risultati molto interessanti, ma sono sempre stati considerati degli oggetti unici che forse e non si sospettava la presenza di enormi categorie simili. Vi do alcuni esempi. La prima funzione, gli RNA non codificanti legano proteine e fanno fare alle proteine un certo lavoro in un complesso multiproteico, è il ribosoma. Il ribosoma, che è la macchina costituita da tantissime proteine, che è deputato alla traduzione dell'RNA messaggero in modo preciso, non funzionerebbe se noi gli togliessimo gli RNA. Anzi, sembra che l'RNA abbia la funzione finale, quindi di montare gli aminoacidi in serie nella costruzione della proteina su un stampo di RNA messaggero.
Un esempio invece dei non coding RNA che finiscono a modulare l'attività dei geni sul DNA è un altro RNA che si conosceva da tanto tempo, questo XIST RNA. Voi sapete che l'uomo, almeno i maschietti, hanno un cromosoma X e un cromosoma Y, siamo svantaggiati perché l'Y ha pochissimi geni, invece le femmine hanno 2 cromosomi X e c'è un sistema che viene chiamato bilanciamento genico per cui nelle femmine durante lo sviluppo ciascuna cellula decide di inattivare un cromosoma X della coppia e questo, diciamo, bilancia il genoma delle femmine con quello dei maschi. Ebbene, che cos'è che inattiva? Cioè, inattivare un cromosoma vuol dire bloccare l'attività di migliaia di geni, quindi è un fenomeno veramente molto serio, molto importante. Ebbene, un gene nel cromosoma X che sarà inattivato, lo XIST, produce un RNA che viene spennellato sull'intero cromosoma X, trascinando nuove proteine che producono una contrazione globale di quella singola copia sul quale l'RNA si è spennellato. Questa è una microfotografia in cui viene evidenziato i 2 geni XIST nei 2 cromosomi X e in questo in rosso vedete delle barrette colorate che corrispondono all'RNA XIST che si è legato solo al cromosoma X inattivato. Questo, diciamo, è un paradigma di funzionamento. Immaginate le centinaia di altri non coding RNA che producono altrettanti effetti sulla cromatina, anche se in modo più mirato e più specifico. C'è poi una scala di complessità. L'RNA, dicevo, è una molecola fortemente reattiva e queste categorie di RNA non codificanti, i micro, i long non coding e gli RNA circolari, interagiscono fra di loro anche in forma competitiva, si catturano, si bloccano, si degradano e insieme è solo l'equilibrio di una serie di interazioni che poi produce la modulazione dell'attività dei geni e delle proteine. La complessità è la regolazione, diciamo, del genoma. Una rete complessa che vi mostro, solo una, questo è un fattore molto importante, è un gene che codifica per una proteina soppressore dei tumori, che regola la divisione cellulare. Questa è la rete di interazione a livello di RNA messaggeri, antisenso, o microRNA che interagisce in un equilibrio per regolare l'attività di questo gene soppressore dei tumori. Quindi ogni volta che ci concentriamo su un semplice fenomeno, riduzione della moltiplicazione cellulare, dobbiamo affrontare reti di integrazione e di regolazione di questa complessità. Dal punto di vista evolutivo, questa nuova visione del genoma pone delle forti domande e anche delle visioni diverse. E in questa diapositiva mostro come diminuisce la quantità di geni in genomi aumentando la scala, la cosiddetta scala evolutiva, e mentre aumenta, vedete, la porzione di DNA non codificante. Ma questo, diciamo, non ci dà un'idea concreta, per cui mi sono divertito a buttare giù dei numeri. Allora, se noi confrontiamo la lunghezza dei geni, degli esoni negli organismi, partiamo dai batteri, ci sono 3.800.000 basi coperte dai geni, dagli esoni. Nell'uomo 45 milioni, sì, c'è un certo guadagno di 10 volte, non tanto rispetto a quella di un semplice nematode, di un piccolo vermetto, è il doppio. Ma se noi guardiamo le cifre del DNA non codificante, 100.000, 3 milioni, 70 milioni, 2 miliardi 250 milioni. La mia domanda è: dove ha agito l'evoluzione di più? Sui geni o sul DNA non codificante? Un altro interessante aspetto evolutivo è che spesso, soprattutto nella categoria dei RNA lunghi non codificanti, se noi cerchiamo di trovare degli omologhi di questi non coding RNA tra specie diverse e utilizziamo la classica tecnica, l'allineamento del codice, l'allineamento delle lettere, noi ci concentriamo su uno stesso non coding in diversi organismi, ma non hanno la stessa sequenza. Cioè l'evoluzione non ha, diciamo, agito sulla sequenza, sul codice, ma sulla forma che questi RNA poi nella cellula hanno. La forma è molto importante
perché questi domini che si formano per l'avvolgimento di questi RNA sono quelli che poi riconoscono tasche corrispondenti nelle proteine o nel DNA. Quindi evoluzione della forma e non della struttura, e non della sequenza. Infine, volevo in qualche modo darvi un'idea della funzione generale di questo fatto. Perché c'è questa trascrizione pervasiva del genoma? E non solo nell'uomo, ormai i progetti ENCODE stanno andando avanti anche in tanti organismi e la visione è la stessa. Ovviamente è una funzione regolativa, e tutto questo sistema di RNA modula l'attività dei geni e delle proteine. Ma perché esisterebbe questa trascrizione pervasiva? Io qui ho riassunto dei dati sperimentali insieme a delle idee personali che sono disposto a discutere. Prima di tutto possiamo pensare che ci sia una certa dose di trascrizione libera, non controllata, anche se è un po' difficile pensare che un complesso proteico molto cospicuo, come l'enzima che trascrive il DNA in RNA, le RNA polimerasi, si attacchi a caso. Però è supposto che una parte, insomma, ci sia un leaking, diciamo, di trascrizione. C'è poi un fenomeno molto importante. Le cellule sono degli individui, fanno i fatti loro, hanno una loro individualità. Faccio un paio di esempi prendendo anche alcuni dati del mio laboratorio. Voi pensate alle fibre muscolari. Le fibre muscolari sono cellule che fanno un lavoro preciso, sotto stimolo del nervo si contraggono. Ma se voi prendete delle fibre muscolari singole, che stanno anche vicine, che uno immagina siano assolutamente identiche, e poi per ciascuna di esse separate analizzate il profilo di espressione dei geni che contengono, vedete che ci sono delle differenze. Qui sono geni muscolari, tipicamente di contrazione, eppure il valore di espressione dato da questi colori rosso, giallo e blu, vedete, non è esattamente sovrapponibile. Le cellule sono individuali, sono individui e la somma delle attività delle singole cellule dà la funzione dell'organo e quindi anche dell'organismo. Tutto questo deve essere regolato in modo molto fine. Un altro classico esempio che potrei fare è un tumore. Il tumore addirittura ha un'origine monoclonale, c'è una singola cellula che si trasforma e poi cresce, ma ogni singola cellula si evolve, comincia ad avere una sua individualità, alcune moriranno per apoptosi, altre saranno uccise dal sistema immunitario, alcune supereranno alcuni ostacoli, alcune addirittura gireranno nel nostro circolo per fare delle metastasi, ma sono derivate da una singola cellula. Ora, cos'è che regola in modo così complesso e modulabile l'attività dei geni? C'è anche un aspetto che bisogna tirar fuori, perché la ricerca genetica e genomica in genere si focalizza su un particolare momento, fa una fotografia di una cellula, una fotografia di un tessuto, una fotografia di un organismo, ma non riesce, per questioni sperimentali, a seguire quella cellula nella sua normale evoluzione, nel suo normale comportamento. Facciamo un esempio: le nostre cellule epiteliali dell'intestino sono delle belle cellule specializzate, cioè hanno tutta una serie di geni che le rende molto adatte ad assorbire materiale. Ma in questo momento sono in stato di riposo. Tra 2 ore, quando ci siederemo al banchetto, avranno uno stato di stress, affronteranno il loro lavoro al massimo livello, dovranno assorbire. Quindi una stessa cellula si trova ad affrontare con i suoi geni una situazione veramente diversa. E anche in questo caso potremmo pensare che questa macchina di regolazione può rimodularsi per preparare la cellula, fargli fare questo lavoro diverso. Infine, un dato molto interessante, abbastanza recente, sembra, almeno è stato proposto recentemente, che questa trascrizione pervasiva serva come una scansione del genoma per il controllo della sua integrità. Cioè, l'RNA polimerasi legge quasi tutto il genoma, ma quando trova delle variazioni è in grado di fermarsi, di lasciare entrare gli enzimi che riconoscono questa variante, questa variazione e la riparano. Questi meccanismi di riparo in genere funzionano quando la cellula si divide, ma la maggior parte delle cellule nel nostro corpo non si divide. E allora pensare che questa trascrizione pervasiva serva come una scansione continua
per riparare le mutazioni che si accumulano nella vita di una cellula è un'ipotesi veramente molto interessante. Quindi, se noi vogliamo veramente adesso ridisegnare il flusso dell'informazione del genoma, la situazione è molto più complicata e ci basiamo moltissimo sugli studi di trascrittomica, quelli che analizzano tutto l'RNA. Quindi oltre all'RNA messaggero, che contiene proprio l'informazione delle proteine, c'è tutta questa enorme famiglia di non-coding RNA, di RNA non codificanti, che hanno un aspetto strutturale e un aspetto regolativo che va in tutte le direzioni, verso il DNA, verso i messaggeri, verso le proteine. Il DNA spazzatura è stato riciclato e lo dobbiamo chiamare RNA codificante ed ha delle funzioni molto complesse, ancora in gran parte da esplorare. Certo i geni restano importanti, sono una parte importante del genoma perché hanno, diciamo, l'informazione della struttura e della funzione della cellula. Questo 75% del DNA spazzatura produce questo RNA non codificante, molto reattivo, con diverse funzioni regolative e questi RNA non codificanti agiscono sempre in reti molto complesse. Possiamo quindi dire che questa serie di studi rivaluta, se mai è stato svalutato, la funzione dell'RNA, che io mi sentirei di battezzare come regulative nucleic acid, più che semplicemente ribonucleic acid. In conclusione, sulla base del panorama che vi ho cercato di dare sulla funzionalità del genoma, mi sentirei di dare a voi colleghi illustri un consiglio. Quando la prossima volta vi chiederanno la ragione di una vostra inclinazione, di una vostra preferenza, non rispondete banalmente sta scritto nel mio DNA, ma in modo molto più moderno rispondete sta scritto nel mio RNA. Grazie.